Come immaginate, noi chiacchieriamo fuori onda, perché vengono fuori poi le cose più interessanti, sono sempre quelle che vengono fuori onda. E tra queste, prima di dare la parola alla ricercatrice che aveva accennato al discorso della violenza, volevo sentire la testimonianza degli studenti praticamente, perché diceva non ce ne sono così tanti a Padova di consultori, a fronte di un bel numero di studentesse o studenti in generale. Esatto, infatti collegandomi a quello che dicevo prima, il tema è proprio che essendo sottofinanziati e quindi oberati il lavoro, i consultori presenti anche nel territorio qui padovano, è difficile, anche conoscendo appunto la presenza del consultorio, l'aiuto che ti può dare, poi farne veramente un utilizzo che possa essere d'aiuto, no, per la situazione. Motivo per cui dopo le vicende dell'anno scorso, dopo il caso Cecchettin dentro la nostra università, subito come Udu Padova, anche come rappresentanti, ci siamo attivati e siamo andati dall'Ateneo a dire: abbiamo bisogno di uno spazio dentro la nostra università, perché sono i luoghi che attraversiamo ogni giorno, che ci forniscono uno sportello, che ci forniscono un supporto, dovessimo essere vittime, insomma, di violenza o subire comportamenti appunto violenti, sia fisici che psicologici, come si diceva prima, i tipi di violenza sono tante. Perché infatti, le persone dal sì. di fuori non immaginano che ci possano essere queste situazioni. Se ne parla dei campus universitari statunitensi, dove si sa ormai che ci sono certe situazioni, però si evita di parlarne, e invece proprio tra gli studenti possono verificarsi, oltre a situazioni di bullismo, però anche casi di violenza. Ma quello sì, ma più che altro perché, come si diceva prima, pericolo. piuttosto di spacchettare a livello generazionale, è una cosa che succede in tutte le generazioni. Cioè, gli ultimi casi di femminicidio, comunque abbiamo visto che anche gli ultimi di questi mesi che hanno fatto notizia, perché tanti poi non fanno notizia, erano di giovani ragazzi, ragazze della mia età magari anche, con chi appunto ha fatto violenza, che comunque era un nostro coetaneo, per cui dentro, fuori l'università, nelle strade, al lavoro, a casa, banalmente, sono situazioni che succedono e che non si possono sicuramente Bisogna quindi anche di un ignorare. aiuto psicologico, probabilmente, per riuscire ad analizzare certe situazioni, imparare anche a riconoscere, dopo ne parleremo con la segretaria, la violenza, che anche non è una cosa semplice. E giusto per rendere partecipi i nostri telespettatori, visto che la dottoressa aveva citato dei numeri di consultori che via via vanno scemando sul nostro territorio, lei ne ha creato uno, è stato il primo consultore. Io non vorrei proprio... Aperto, ecco, insomma. sì, abbiamo aperto a Milano, come comune di Milano, il primo consultorio veneto. In provincia di Venezia. In provincia di Venezia. Ancora prima del famoso consultorio veneziano, che poi ha fatto una storia importante per i movimenti femminili, insomma. Ed è rimasto? C'è? Abbiamo più consultori perché adesso, essendo passati poi alle aziende USL, dovevano garantire degli standard e una diffusione di un certo tipo. Nella provincia di Venezia la diffusione è abbastanza, raggiunge quasi lo standard. Il personale invece credo abbia delle grandi sofferenze. Eccola qua, dottoressa. E allora andiamo subito a bomba per capire i numeri. Diffusione di consultori abbiamo visto, quindi quello è lo standard, ne ha parlato anche lei. E il personale invece, che cosa emerge dalla vostra ricerca? Che sempre in questa famosa ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che tra l'altro si sta aggiornando, aveva evidenziato che la Regione Veneto era emersa, proprio in base a quelli che sono gli standard, come una delle realtà in cui vi era la minore disponibilità di queste figure professionali così importanti. Quindi, per esempio, si parlava del ginecologo, si parlava appunto della minore media delle ore settimanali per 20.000 residenti, cioè ore di lavoro, di presenza settimanali, sia del ginecologo che dell'ostetrica rispetto appunto alla situazione, diciamo così, che emergeva a livello nazionale. Non dimentichiamo inoltre l'importanza del ruolo anche del mediatore culturale, perché se al consultorio appunto si rivolgono le persone straniere c'è bisogno anche di questa figura così importante, e come importantissima, l'avete citata, la figura delle psicologi. È vero che sempre più spesso e anche recentemente, diciamo all'interno dell'attività consultoriale, a parte quella ostetrica, diciamo così,
così, e ginecologica, ha preso piede, molto piede, quella che è la cosiddetta attività, la si chiama così, quella psicosociale con mandato dall'autorità giudiziaria. Cioè vuol dire che il tribunale molto spesso appunto manda ai consultori quelle che sono le coppie che si trovano, le problematiche relative appunto alle coppie nei casi di separazione. Questo da parte di alcuni tende sostanzialmente a saturare il ruolo dei psicologi, perché gli psicologi all'interno del consultorio sono molto più coinvolti all'interno di queste attività piuttosto che nell'attività, per esempio, come si diceva, dell'interruzione di gravidanza, oppure proprio nelle attività nei casi di violenza familiare. Quindi esiste un po' questa problematica all'interno dei consultori, cioè poche figure professionali, come abbiamo detto, e diciamo così oberate di lavoro in alcune attività piuttosto che altre. La presenza delle figure professionali è importantissima, sottolineo questa cosa, perché poi le attività che vengono svolte all'interno dei consultori sono fortemente condizionate dalle figure professionali che ci sono all'interno. Per cui un consultorio che ha più ginecologi... No, dopo torniamo su questo discorso e passiamo anche ai centri antiviolenza, su quale avete anche là fatto un'indagine. Segretaria, è una criticità di non poco conto questo, cioè il fatto che non ci siano certi professionisti, come diceva appunto la dottoressa, caspita, assolutamente cambia. Sì, ma pensiamo alle persone anziane, alle donne che ci chiedono appunto dei consultori, anche una nuova figura come quella del geriatra potrebbe essere inserita. Non mi risulta che ci siano geriatri, vero? No, oltre a tutti gli specialisti che insomma si conoscono all'interno del consultorio, però proprio ascoltare i nuovi bisogni delle nuove generazioni, ma anche appunto delle donne anziane è importante per poi poter sviluppare meglio questo tipo di servizio. Certo, servono dei finanziamenti. Quale chiedo, segretaria, visto che voi tra l'altro, non solo avete rapporti, relazioni con i comuni, la pubblica amministrazione, eccetera, del PNRR, di cui abbiamo parlato più volte, c'è qualche cosa? Rispetto ai consultori? Intanto iniziare a rispettare un consultorio ogni 20.000 abitanti, cosa che non è. Ma ci sono finanziamenti? Finanziamenti no, la cosa più drammatica è tra l'altro che non c'è una prescrizione per le regioni di inserire i consultori ad esempio all'interno delle case di comunità. Poi non facciamo la distinzione perché magari anche il pubblico a casa tra hub, spoke, eccetera, però non c'è, il decreto non è prescrittivo, quindi dove andranno a finire, tra virgolette, i consultori? Si è fatta la domanda che volevo farle io. Esatto, punto di domanda. Qualcuno potrà essere, perché magari lo sarà, inserito dentro le case di comunità, ma non è un obbligo. E poi ci sta tutta la problematica legata al personale, come raccontava bene prima con i numeri anche la dottoressa Bonvento. Se non investiamo, certo possiamo investire sul luogo fisico, che sarebbe già qualcosa, ma poi lo dobbiamo riempire di qualità. Riempire di qualità vuol dire mettere dei professionisti che possano poi svolgere i servizi, come si diceva, e quindi che le persone possano accedere, possono trovare ascolto e risposte, insomma, e retribuirli, perché questo è l'altro aspetto, perché se anche logisticamente si costruiscono, devono essere anche devono essere diciamo riempite di qualità. Bravissima. Non solo in quantità. Allora, questo è il capitolo un po' dei consultori, dopo magari ci torniamo perché deve aggiungere qualche cosa, segretaria, a questo proposito? Sui consultori? Sì. No, sui consultori, come diceva la nostra segretaria regionale, purtroppo sono in ridefinizione secondo me, perché non sono l'unico servizio che si occupa di famiglia o di problematiche emergenti nel territorio. Per esempio c'è adesso che i centri antiviolenza sono i centri specializzati che trattano la violenza di genere, quindi c'è un rapporto, anche una difficoltà di capire nelle persone normali dove rivolgersi, perché ci sono i consultori, ci sono i CAV, ci sono i servizi sociali dei comuni che hanno l'obbligo della tutela dei minori, quindi il rapporto
Cioè, il problema non è è facile che orientarsi. non c'è nessun servizio che possa pensare di essere autosufficiente. Il significato di rete, di relazione, di protocolli tra il sociale e il sanitario e fra gli enti che si occupano dei temi delle persone è la soluzione, non so come dire. Certo. No? Ecco. Prima di passare ai centri Posso antiviolenza, che so che la dottoressa ha fatto una aggiungere ricerca. cosa? Sì, prego. Posso aggiungere una cosa, che quando noi parliamo di consultori familiari bisogna essere d'accordo che noi non parliamo di consultori socio-educativi, perché all'interno della regione ci sono anche altre strutture che vengono definite consultori, sono strutture del privato accreditato. Noi parliamo di consultori familiari che facilitano, che rendono possibile l'integrazione, diciamo così, tra la parte sociale e la parte sanitaria. Questo è molto importante perché molto spesso troviamo semplicemente la dizione consultori, ma non si tratta dei consultori familiari, quelli che hanno appunto una loro collocazione all'interno del sistema socio-sanitario, ma i consultori socio-educativi, che sono un'altra Va bene. cosa. Grazie. Sì. Grazie, non creiamo altra confusione, solo una cosa. Alla luce di tutto questo, se una giovane donna avesse una situazione difficile, abbiamo visto anche delle immagini abbastanza toccanti in cui, ecco, dove ti sentiresti di consigliarla di andare? Sicuramente noi anche quando facciamo il nostro lavoro appunto di rappresentanza consigliamo sempre i numeri dei consultori, i numeri dei centri antiviolenza e adesso appunto il nuovo sportello di ascolto che sta in università, esatto, perché ripeto la diffusione di questi centri è proprio atta a stare vicino al posto in cui si è, ai luoghi in cui ci si è anche abituati a muoversi e a vivere banalmente. Per noi è l'università. Assolutamente. Allora, dottoressa, le si è aperta la porta per farci schematicamente un po' capire i centri antiviolenza come sono messi sostanzialmente, perché poi io immagino, ho chiesto appunto alla dottoressa che è giovane cosa si sentirebbe di consigliare, però prima ancora di passare la parola, una signora di una certa età che alla fine non ne può più, giustamente, e che dice devo andare da qualche parte a farmi aiutare, anche psicologicamente, entrare in un centro antiviolenza è impattante, cioè sì, fare la scelta di andarci non è così... Certamente. È più facile se una persona ne ha 30-40 anni che una persona che ne ha 70 o sì, di più. Allora, il progetto che noi abbiamo fatto come SPI è un progetto che prevede il coinvolgimento dei centri antiviolenza, perché sono quelli deputati a trattare in maniera specialistica il tema, perché la violenza, quella agita o subita, no? Ha delle caratteristiche che hanno bisogno di una alta professionalità, non so come dire. No, chiarissimo. E quindi il tema, voglio dire, sono questi servizi che sulla violenza, diciamo, che uno ritiene di subire, sono quelli deputati a. I consultori hanno una funzione, diciamo, più preventiva, più educativa, nel senso che arrivano prima, non so come dire. Sì, che non è chiarissimo. E tanto è vero che, per esempio, quando arriva, indipendentemente dall'età, ai servizi pubblici, i servizi pubblici poi convogliano ai centri antiviolenza. Chiaro. Poi io spiegherò, se vuole, perché noi abbiamo investito su questo. Sì, dopo me lo spiega. Ne volevo solo passare la parola alla dottoressa che ci spieghi appunto nella vostra ricerca che cosa emerge tra i centri antiviolenza ma anche le case rifugio. Sì, anche in questo caso qui noi abbiamo sostanzialmente che c'è una minore diffusione all'interno del territorio e quindi anche in questo caso si parla di tassi, appunto uno standard di circa un centro antiviolenza ogni 50.000 donne, mentre noi abbiamo che in Italia ne abbiamo uno ogni 76.000 donne, mentre appunto in Veneto ne abbiamo uno ogni 80.000 donne sostanzialmente. Quindi anche in questo caso qui noi vediamo, per quanto riguarda i centri antiviolenza, appunto vediamo che c'è una carenza di queste strutture a livello territoriale. Andiamo quindi ce ne sono, siamo messi bene, però non ce ne sono a sufficienza.
Non ce ne sono assolutamente a sufficienza. Se pensiamo che nel 2022 all'interno della nostra regione ci sono stati più di 6.000 contatti con i centri antiviolenza e le donne prese in carico sono state circa 3.000, più di 3.000, quindi è un aspetto molto importante. C'è appunto un centro antiviolenza ogni 700 donne, quindi questa ci dà un po' l'idea di quella che è la diffusione all'interno del territorio. E anche qui si parla naturalmente di carenza di personale. Perfetto. Segretaria, è grave, è grave perché dire, parlare, c'è centri di violenza, ci sono i consultori, però quando non ce ne sono a sufficienza, lei immagina una persona che ci sta ascoltando, che si trova in difficoltà, che non vuol far capire. È proprio così, perché spesso le persone anziane o non sanno riconoscere la violenza. Brava, questo è un tema che adesso andiamo oppure quando la riconoscono magari si vergognano, non sanno con chi parlare. Ma non vogliono forse ammetterla a se stesse, anche questo. Però ecco, già il fatto di far riconoscere loro che stanno subendo una violenza non è sempre una cosa scontata. Quindi anche nelle interlocuzioni che noi abbiamo, ma sempre facendo memoria rispetto a quell'indagine che abbiamo fatto insomma, sui bisogni delle donne, tante ci dicevano che hanno bisogno di informazione, di formazione rispetto a questi temi, ma poi ci chiedono o ci chiedevano dove si devono rivolgere, cioè al di là di tutto quello che abbiamo detto, ma i primi passi anche è dire, bene, hai una persona che può essere un familiare, un'amica, anche della quale ti fidi, dove naturalmente vai a parlare di questo problema e assieme fate magari anche, ti può accompagnare in un percorso che naturalmente deve essere seguito da professionisti, ma anche una figura come il medico di medicina generale, piuttosto che un assistente sociale. Se tu non hai vicino, perché poi parliamo anche di persone che non riescono a muoversi, se non hai niente vicino, parlare con queste persone in modo tale che loro ti possano accompagnare in un percorso, perché non sempre abbiamo i servizi come può essere un consultorio piuttosto che un altro vicino a casa. Insomma, parliamo anche di persone che non hanno la possibilità di muoversi. Certo, richiedo solo a livello di informazione, vi chiedo proprio per far capire, medico di medicina generale, che forse è la figura in cui una donna magari anche può accedere con più facilità, con qualsiasi ragione può andarci, è tenuto a dare un tipo di supporto, di assistenza? Perlomeno mettere la persona in condizioni di poter avere dei contatti. Sicuramente è la persona che può dare delle indicazioni rispetto alla rete. Quindi è una soluzione, oltre il 1522 dopo voglio dire, guardate che i servizi sociali che sono un LEPS, quindi un livello essenziale, ci sono in tutti i comuni. Quindi voglio dire, forse il tema è far conoscere, come lei chiedeva prima, esattamente com'è strutturata la rete dei servizi, perché se non si conosce quella non si riesce ad accedere, no? Assolutamente. Dottoressa, io avevo portato via la parola, ma rapidamente mi stava dicendo che manca il personale qualificato. Sì, ma dicevo anche, voglio anche puntualizzare una cosa molto importante, che quando le donne si rivolgono ai centri antiviolenza ci sono anche dei minori che hanno appunto dei minori con le donne, con le loro madri, ed è vero che nel 60% dei casi si tratta appunto anche di minori e ci sono anche i minori che sono coinvolti nella violenza familiare e il 20% di questi, dicono le statistiche, le indagini dell'Istat, l'hanno anche subita questa violenza, quindi è un aspetto anche molto importante che valorizza ancora di più il ruolo dei centri antiviolenza, proprio come tutela di queste situazioni di complessità a livello familiare. Per quanto riguarda appunto il personale dei centri antiviolenza, non so se sia questa una slide. Non voglio interromperla, però devo interromperla. Allora, personale, rapidamente mi farà un cenno al personale dopo la pubblicità, perché il tempo vola, abbiamo tante cose da dire, però effettivamente dobbiamo rispettare dei tempi anche noi. Tra pochissimo ci vediamo. Va bene.